La distribuzione sul pianeta delle diverse specie botaniche non è casuale, né tantomeno omogenea, ma è influenzata da fattori ecologici e storici. Pertanto alcune specie si insediano spontaneamente in determinati luoghi geografici che costituiscono il loro areale. I diversi tipi di queste aree di distribuzione geografica si definiscono corotipi o gruppi corologici e assumono nomenclature che generalmente riflettono il nome della regione geografica corrispondente. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, che si trova in un contesto floristico europeo, la sua particolare collocazione geografica favorisce la presenza sul territorio di diversi gruppi corologici. Nella rappresentazione grafica è visualizzato uno spettro corologico della flora della regione. Questa grande varietà corologica è fortemente condizionata dai fattori climatici e altitudinali. I rilievi montuosi, come le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, costituiscono infatti delle vere e proprie barriere, mentre il mare distribuisce anche a distanza il suo effetto mitigatore, incanalando le correnti calde lungo le valli solcate dai fiumi, come nel caso delle valli del Tagliamento e del But. Specie tipiche dell'areale mediterraneo, come il leccio, il terebinto, l'olivo, sono presenti lungo la costiera triestina ed il litorale friulano, mentre a nord sono bloccate dalla catena alpina e dai rigori dell'inverno. Sulle catene più interne delle Alpi Carniche si concentrano le specie artico-alpine, come il camedrio alpino, la sassifraga alpina, la Silene a cuscinetto, particolarmente avvezze a sopportare i climi rigidi. Le particolari condizioni paleogeografiche delle Prealpi Giulie determinano una gran concentrazione di specie endemiche, come la campanula di Zois, l'aconito angustifoglio, il papavero iulico, mentre sull'altopiano carsico-triestino è addensato un buon contingente di specie pontiche, come il carpino orientale, il corniolo maschio, l'Altea canapina. Esse sono originarie dell'area estesa a nord del Mar Nero e trovano proprio nel Carso Nord Adriatico un limite nella loro penetrazione verso occidente. E mentre l'area montana, grazie alla sua morfologia accidentata e al clima particolarmente severo, conserva ancora un alto grado di naturalità, l'ambiente della media e bassa pianura, caratterizzato da colture intensive, attività industriali, agglomerati urbani, non è in grado di contrastare con efficacia l'insediamento di nuove specie. Si insinuano allora le avventizie, come lo stramonio, l'uva turca, il topinambur, che pur creando gradevoli effetti cromatici, originano un notevole inquinamento floristico. La presenza di geoelementi diversi arricchisce così la varietà floristica del territorio, che garantisce la vita a rari esemplari botanici, ma accoglie anche colori e profumi che emanano atmosfere di terre lontane.